successo che punta al futuro, quello registrato all'8ª edizione del Future Vintage Festival di Padova, kermesse dedicata al lifestyle, alla moda e alla comunicazione, quest'anno con un nuovo payoff temporale, 1980-2030. 3 esposizioni, mostre, mercato e incontri, tanti protagonisti di questa edizione, andata in scena dall'8 al 10 settembre. Da Selvaggia Lucarelli a Brunello Cucinelli, passando per Enrico Ruggeri, Milo Manara e Davide Oldani. Punta di diamante è la presenza di Marketers Academy, che ha portato al Future Vintage Festival la digital transformation tra passato e futuro, con una serie di incontri e conferenze con i grandi protagonisti del settore. Marketers Evolution, questo è il nome del format ideato per l'evento, è stata un'esperienza di trasformazione e contaminazione digitale che ha portato all'interno del festival i valori del progetto Academy: formazione, networking e uno sguardo al futuro della comunicazione. Il tutto con appuntamenti studiati per calare i partecipanti nel vivo di un cambiamento epocale che sta investendo tutto e tutti, e per raccontare il futuro digitale che mette continuamente in discussione le conoscenze del passato e del presente. Dopo il grande evento di apertura con il workshop Lego Serious Play, gestione del cambiamento, tenuto da Daniele Radici per riscoprire l'irresistibile fascino Heritage dei Lego, dando vita a un innovativo metodo di problem solving, è stato il turno di Francesco Magagnino e Federica Fornaciari, che hanno portato la loro testimonianza su come replicare i successi del passato e innovare il brand. Protagonista poi lo storytelling con Andrea Bettini e l'incontro tra Paolo Iabichino e Simona Portigliotti su come evolvere nell'era del web 2.0 senza perdere la propria identità di marca. Un grande successo e una straordinaria occasione tra tendenze, divertimento, cultura e lavoro per comprendere il presente e prepararsi al futuro.